In questa location ci sono già stato diversi anni fa, era pieno inverno e ho detto ci dovrò tornare in piena stagione perché questo posto è davvero qualcosa di speciale. Mi trovo sul lago dei Cavalli, un lago molto famoso per il suo colore, ma qual è la destinazione del giorno? Ve lo dico dopo, ora ci mettiamo in cammino. Guardate che spettacolo! Sono in compagnia, come sempre, di Ardi. Zaini pronti, belli pieni perché passeremo la nottata al bivacco Varese e sarà la prima volta in assoluto per la carissima Adri. Sei gasata, Adri? Gasatissima! Ci aspettano circa 1200 metri di dislivello. Come ho già detto, è la notte di San Lorenzo, se Dio ce lo concederà e avremo il cielo totalmente aperto, potremo godere delle stelle cadenti e perché no, fare qualche esperimento con le nostre amate Action Cam. Sono esattamente le 10:30, prima destinazione, rifugio Andolla, per fare del buon rifornimento. Vamos! Siamo circa a meno di un'ora dal rifugio Andolla, è davvero molto bello il percorso. Sta soffrendo un po' Adri, dov'è che sei? Ha preso le racchette addirittura perché la sua pressione non è simpatica oggi, fa caldo in effetti. Vabbè, però abbiamo attraversato qualche torrente, qualche cascatina, siamo riusciti a rinfrescare e non è particolarmente dura, però fa caldo. Bene Adri? Sì. Recuperato un po' di battiti? T'ho visto un po' faticata. Abbastanza. Mannaggia. La pressione. Ti sei riposata? Mangiato? Poi con questo venticello qui sull'erba, come la casa della prateria. Preparati perché tra poco zaino in spalla e si va sul bivacco. Ci aspettano solo 600 metri di dislivello, dai. E tanti nuvoloni che si stanno avvicinando. Niente stelle cadenti mi so. Mi sa che va male. Comunque ci siamo informati per il pranzo di domani. Basta arrivare qua e aspettiamo che ci chiamano. Il menù è interessante, ma domani ve lo farò vedere. E ora è il momento di andare. Forza e coraggio. Si va. Le indicazioni al bivacco dicono 2 ore. Facciamo anche 3 con un po' di pausa
tempo di fare altri clip e andiamo. Bella fresca! Ciao ragazzi, il tuo primo bivacco ad in 5. Brava. Epico. L'ultima luce, 2650 metri, bivacco Varese. Spettacolo ragazzi, la notte di San Lorenzo promette bene, non c'è una nuvola in cielo, speriamo di vedere le stelle cadenti. Ci prepariamo per una super cena con, eccolo qua, il nostro sommelier che apre il vinello, un bardolino. Cin cin. Salute. The next day. Buongiorno dal bivacco Varese. Guardate che spettacolo di panorama. Allora, nottata davvero epica. Un cielo stellato, veramente così non lo vedevo da anni. Ci siamo sdraiati Adri fuori con le coperte e ci siamo goduti veramente un sacco di stelle cadenti. Poi abbiamo dormito. Ora abbiamo fatto colazione, abbiamo chiuso gli zaini e Adri sta lasciando la sua dedica nel diario di vetta. E detto questo, chiudiamo tutto adesso e torniamo a Rifugio Andolla perché pranzeremo lì e il menù, fidatevi, è una bomba. Ma questo ve lo faccio vedere dopo. Nel frattempo una piccola curiosità, sicuramente ci torneremo perché da qui andando in quella direzione c'è una ferrata, la via del lago, è lunghissima, è bella, arrivi al Pizzo Andolla in alto e il panorama si dice che è uno spettacolo. Non siamo ancora attrezzati ma lo saremo presto. Adri, scritto? Sì? A te. Devo leggerlo. No. Allora, 11/8/2024. Il mio primo bivacco, fra una vista mozzafiato e una moltitudine di stelle cadenti. Ciò che conta non è la dimensione del bivacco, ma le meraviglie che ci dona la natura, la vista e la pace. E qui si trova tutto questo. Veramente? Non mettere il gomito così un attimo. Ma va a cagare! Brava Adri. Niente, adesso a te l'onore di chiudere. Pronti? A te la chiusura. Grazie Bivacco Varese per questo pernottamento a 5 stelle. Posto? A posto. Allora noi ci incamminiamo. Sono circa 2 ore, ci vediamo a pranzo. Ore 10, siamo arrivati al Rifugio Andolla e stiamo già facendo aperitivo, alle 12 andiamo a mangiare. Se lei si è presa la maglietta, Rifugio Andolla. Finalmente siamo a tavola e iniziamo con un bel antipasto. Un bel tagliere.
Si sente? Col nebbiolo. Antipasto. Poi vediamo il resto. Secondo tagliatelle ragù di cervo. Grazie Ardi. Vai di grana. Oh, la tenda. Guarda lì. Ma che sapore. E per concludere la chicca. Polenta e Spezzatino di cinghiale. spezzatino di cinghiale. Mamma mia ragazzi, che bomba. Ah, la vita. 3 hours later. Salve Ardi, com'è? Siamo tornati dalla diga. Ce l'abbiamo fatta. Fatti 5. 36 ore dopo circa. 38. 38. Hai digerito? Sì, ho digerito, sono tipo un po' sconvolta, si vede. Però c'è stata la discesa, c'è il sole, Sì, la pressione è sempre un po'. Primo bivacco per la di andata, e qualcuno in più, esperienza top. Fatemi sapere se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, like e commento se avete voglia e al prossimo bivacco. Ciao!